Conferenza stampa di presentazione dell'antica fiera di San Gregorio che si terrà a Valdobbiadene dall'11 al 13 marzo. L'evento, che rappresenta un punto di riferimento per i produttori dell'area Valdobbiadene di OCG, ospiterà oltre 150 espositori di prodotti tipici ed artigianali. Quest'anno abbiamo alcune novità, in particolare legate all'inaugurazione di domenica ore 11, al termine dell'inaugurazione dell'antica fiera San Gregorio, inaugureremo i rinnovati uffici dello IAT, Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Canoterra del municipio, uffici che grazie a un contributo regionale sono stati ammodernati e ringrazio la Regione per aver scelto l'ufficio turistico di Valdobbiadene tra i primi in Veneto a essere ammodernati e avere un'immagine comune per il turista che visiterà il Veneto. Poi andremo a inaugurare un importante lavoro in Villa dei Cedri di messa in luce e riqualificazione della Roggia Cordana che corre all'interno del parco di Villa dei Cedri. Un importante intervento non solo perché riqualifica ulteriormente il parco monumentale Villa dei Cedri, ma anche perché mette in luce l'acqua della Roggia Cordana che ha dato vita, forza motrice a tutte le attività artigianale e agricola della nostra tradizione. Quindi un importante intervento che riporterà ai valdobbiadenesi l'acqua della Roggia Cordana che è così importante per tutti noi. E poi la fiera si svolgerà con oltre 150 espositori, con la sezione dedicata all'enologia, alla viticoltura, ai macchinari e attrezzature per l'agricoltura, alle esposizioni artigianali, alle piccole produzioni locali, poi da Luna Park e gli hobbisti, Villa dei Cedri, altre esposizioni museali, concerti, serate a tema, riunioni, insomma un ricco programma per questi 3 giorni, 11, 12, 13 marzo, ma che proseguirà poi anche negli ulteriori fino a fine marzo con la convegnistica, insomma tutti temi assolutamente di interesse, soprattutto nel mondo agricolo, vitivinicolo, ma anche turistico e di promozione del nostro territorio. Presenti all'inaugurazione anche le autorità, il Presidente Zaia, ma anche tante altre autorità. Sì, fa molto piacere che come ogni anno molte autorità abbiano già dato conferma della loro presenza, in primis il Presidente della Regione Luca Zaia, assessori regionali, consiglieri regionali, assessori consiglieri della provincia di Treviso, molti sindaci che ringrazio perché fa sempre piacere avere al fianco i sindaci non solo nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti di festa. E ci sarà il saluto, perché non potrà essere presente, ma ci porterà un saluto anche il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. E poi avremo anche quest'anno ospiteremo gli amici della Costa d'Amalfi, con i quali abbiamo sottoscritto un patto di amicizia nel 2017, sono molto felice di rivederli qui all'antica fiera San Gregorio. Quest'anno ospiteremo anche gli amici di un altro comune salernitano dell'entroterra salernitano, San Gregorio Magno, col quale sottoscriveremo un nuovo patto di amicizia fondato principalmente sulla promozione e sviluppo delle piccole produzioni locali. Le strutture ricettive della zona sono già quasi tutte esaurite, testimoniando l'interesse che l'evento suscita tra i visitatori. La piazza di Valdobbiadene per noi è il nostro territorio, la nostra sede Tarzo, di conseguenza la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio rappresenta nel territorio tutta l'eccellenza di questo meraviglioso
prealpi, infatti la parola stessa della nostra banca la rappresenta in pieno. Essere vicini agli agricoltori significa essere vicini alla nostra natura, alla nostra caratteristica di banca. Essere banca significa poi avviare dei processi importanti come quelli che sono venuti in questo territorio, nel fare in modo che l'agricoltura non diventi solo una piccola attività, ma sia fonte anche di ricchezza per il turismo, per la cultura del vino e soprattutto per le eccellenze. Oggi Valdobbiadene è diventata una delle piazze più importanti d'Italia perché rappresenta il centro di quello che è il mondo di OCG, e noi che siamo all'interno di questo territorio era giusto essere a fianco a questa antica fiera. Come siamo storici noi, è storica anche la fiera di San Gregorio.